Ed è tempo di bilanci anche per l'agricoltura, con la giornata del ringraziamento che per Treviso ha avuto un sapore diverso, più ricco, grazie al fatto che un'azienda trevigiana ha vinto l'Oscar Green nazionale. Ecco il servizio. Centinaia di agricoltori da tutta la Marca a Mogliano Veneto per la 66esima giornata provinciale del ringraziamento organizzata da Coldiretti Treviso. Una festa della tradizione che da 2 anni viene celebrata con un premio speciale. L'Albero della Vita, opera del maestro del cristallo Marco Varisco, consegnata a quelle imprese agricole capaci di migliorare con la propria attività il valore del settore primario della provincia di Treviso. Abbiamo un'azienda giovane, un'azienda che investe e che ha investito nell'export, che è l'azienda di Philipp Breitenberger e famiglia. È un'azienda qui del territorio vicino a Zaro Branco, dove nel tempo hanno migliorato la genetica e naturalmente hanno migliorato anche quello che è la qualità del radicchio rosso di Treviso tardivo. Agricoltura trevigiana che eccelle anche a livello nazionale, con 2 aziende tra le 18 finaliste degli Oscar Green di Coldiretti. Sono l'azienda Rinocciola di Silea e soprattutto la Zolla 14 di Carbonera, che con la sua innovativa birra biodinamica radicchio ha vinto l'Oscar Green nazionale nella categoria Campagna Amica. Bio Zolla 14 che hanno vinto con la birra al radicchio, e gli altri sono Rinocciola, che hanno prodotto questo olio fantastico dall'estratto dalle nocciole, che sono un prodotto da cui si possono fare tante cose, ma non si era mai pensato a fare l'olio, che invece ha delle proprietà salutistiche fondamentali. Innovare per competere non nei numeri ma nella qualità, questo è il valore aggiunto dell'agricoltura made in Italy agli occhi dei consumatori di tutto il mondo. Il rilancio dell'agricoltura passa soprattutto attraverso la qualità, perché sulla quantità e il prezzo ormai c'è una competizione globale, lo si vede sul latte in particolare, ma non solo, una competizione globale micidiale, diverse regole, da noi per fortuna ci sono regole molto rigide, controlli molto rigidi, però è chiaro che ci sono paesi che producono con costi infinitamente inferiori. L'invito a informarsi bene, a guardare le etichette, a scegliere i prodotti nostrani che sono fatti con la grande qualità prodotta dalle nostre terre e dal lavoro appunto di queste grandi persone che si sacrificano costantemente. Made in Italy di Coldiretti che sa eccellere e anche fare squadra per la solidarietà. A testimoniarlo il successo dell'iniziativa delle cacciotte solidali realizzate con il latte raccolto negli allevamenti del centro Italia colpiti dal sisma. Grande solidarietà di Coldiretti, noi avevamo grazie ai nostri mercati la vendita delle cacciotte solidali che sono state vendute a tutti, vuol dire che la sensibilità delle persone è vicina alle nostre aziende, ma soprattutto a quei territori che hanno perso tutto per colpa del sisma che li ha colpiti in questi 2 mesi.